Focus TG, una buona giornata, una buona domenica a tutti voi telespettatori e tutte voi telespettatrici. Ben ritrovati con lo spazio di informazione regionale. Abbiamo la cronaca in primo piano con l'ennesimo incidente sul lavoro che è avvenuto questa mattina. Un operaio di 36 anni è ricoverato in ospedale a Conegliano dopo essere rimasto vittima di un incidente sul lavoro, dicevamo, mentre si trovava in una ditta a Pieve di Soligo. Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte dello Spisal. L'uomo è rimasto incastrato in un macchinario, si è procurato un pericolosissimo schiacciamento del torace. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita, per quanto gravi le sue condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. E invece ieri sera nel Padovano l'ennesimo, anche in questo caso, incidente stradale purtroppo con esito mortale. Poco dopo le 20 in via Risorgimento a San Giacomo di Albignasego, all'altezza del semaforo, un fuoristrada stava svoltando a sinistra, una moto che stava viaggiando in direzione Casal Serugo si è scontrata con il mezzo. L'impatto è stato talmente violento, per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Si tratta di un 41enne, Marco Sanavio, di Conselve, insegnante di matematica, volontario della Croce Rossa. Aveva appena concluso, pensate, la vittima, il proprio turno alla Croce Rossa. I sanitari del SUEM 118 hanno provato in tutte le maniere a rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. E adesso parliamo invece di sanità pubblica, perché a Padova più di 1500 persone, 1500 cittadini hanno invaso la piazza per chiedere maggiore attenzione a tutta quella che è la sanità pubblica. Medici, operatori sanitari, tanti cittadini. In 1500 si sono dati appuntamento a Padova per la manifestazione regionale in difesa della sanità pubblica promossa dal Covesap. Noi stiamo assistendo, come tutti credo, a una privatizzazione dell'assistenza sanitaria sempre più pesante, sempre più preponderante. Credo che sia un dato comune per ognuno che se vuole avere una prestazione diagnostica o una visita non può riceverla in tempi normali dal servizio sanitario pubblico. Tempi d'attesa in aumento anche per interventi importanti, spiegano i cittadini, che poi guardano alle emergenze del territorio, i pazienti psichiatrici, gli anziani, i malati oncologici. Le strutture che dovevano essere fatte per supportare chi assiste i pazienti a casa, gli ospedali di comunità, le strutture riabilitative, non sono state realizzate in numero adeguato, sono proprio mosche bianche. Lo stesso l'assistenza domiciliare e l'assistenza per i pazienti terminali, i nuclei di cure palliative, cioè sono tutte cose di cui si parla da decenni, ci sono anche le leggi ma non vengono applicate. Drammatica la carenza di personale per mancanza di adeguata programmazione nell'accesso alle professioni sanitarie, un grido d'allarme da Padova diretto a Venezia. Ecco, i cittadini sono qui proprio per battere un colpo e per fare arrivare forte la loro richiesta alla Regione e in modo particolare alla Giunta regionale del Veneto. E a proposito di sanità, diamo uno sguardo al report inviato da Azienda Zero per vedere le variazioni che ci sono state nelle ultime 24 ore in merito ai nuovi casi Covid positivi. Ebbene, il dato è di 5.341 nuovi casi positivi. Andando a vedere com'è la situazione all'interno dei nostri ospedali, bene in area non critica, perché ci sono 3 pazienti in meno, questo meno 3, e 3 pazienti nuovi invece in terapia intensiva. Il totale dei pazienti positivi ricoverati in area non critica di 614, positivi ricoverati in terapia intensiva è di 28 persone. 7 è il numero invece dei pazienti, dei malati di Covid che non ce l'hanno fatta, hanno perso la vita. Andando a vedere invece sempre il nostro report per quanto concerne le vaccinazioni che sono state effettuate nell'ultima giornata, 3.000
2.314 nuove dosi somministrate, di queste 116 sono prime dosi, 384 sono i cicli completati, 2.814 invece le dosi addizionali o dosi booster come vengono conosciute ormai in questi mesi. Per quanto riguarda la percentuale delle dosi somministrate in base alle dosi fornite, vedete anche voi che è molto alta la percentuale, in realtà è sempre stata molto alta nella nostra regione, ovvero in questo caso il 95,5% dosi somministrate in base alle dosi fornite, quindi questo è un dato che fa davvero riflettere in maniera positiva sul numero, sulla quantità di vaccinazioni che sono state somministrate in questi tempi nella nostra regione. E parlando di Covid c'è da considerare anche gli effetti del Covid a livello psicologico, gli strascichi che ha lasciato la pandemia, la malattia appunto sulle persone che ne sono state colpite, ma anche su tutte quelle persone che si sono trovate a vivere in una situazione di lockdown, di chiusura e quant'altro. A livello psicologico è stato molto forte l'impatto. In Italia, durante il lockdown, l'88,6% delle persone sopra i 16 anni ha sofferto di stress psicologico e quasi il 50% di sintomi di depressione, con le persone più giovani, le donne e i disoccupati che si sono rivelati i soggetti più a rischio. Sono questi i risultati di un sondaggio condotto dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'Unità di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari e Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Padova. Lo studio si basa su interviste fatte via web attraverso il portale del progetto www.prestoinsieme.com. In totale hanno risposto al sondaggio 5.008 persone, età media 37 anni e in prevalenza donne il 63%. L'88,6% del campione ha lamentato sintomi di stress psicologico e la metà ha sofferto di sintomi depressivi moderati. Questi risultati, concludono gli autori dello studio, possono essere utili nella valutazione complessiva delle risposte a nuove ondate pandemiche. Ci separiamo per qualche istante, poi andremo a vedere le immagini del maltempo che in un paio d'ore ieri ha davvero colpito in maniera importante mezzo Veneto. Tra pochissimo. E rieccoci in diretta, lo avevo annunciato poco fa, maltempo che si è abbattuto soprattutto nella giornata di ieri, nel primo pomeriggio un paio d'ore di grandine, di pioggia fortissima, vento praticamente dall'Alta Padovana al Vicentino, dal Veneto orientale alla Marca, mezzo Veneto davvero che è stato tartassato dal maltempo, a rischio soprattutto le colture, ma vediamo le immagini. In pochi minuti i campi imbiancati. Queste immagini vengono da Resana, ma lo scenario è stato praticamente identico in numerose aree della Marca, dalla Castellana alla Pedemontana, oltre al Vicentino. Cavaso del Tomba, Possagno, Pederobba, Vidor, le colline del Prosecco, le zone più colpite. Poco dopo le 12 l'annunciata perturbazione è arrivata con violenza, scaricando chicchi di ghiaccio grossi come noci. Contemporaneamente forti raffiche di vento e temporali come quello che a Treviso ha provocato un blackout, lasciando numerose abitazioni senza corrente, fortunatamente non a lungo. Uno stato di attenzione che continuerà anche nelle prossime ore, prima di esaurirsi in una domenica che non dovrebbe presentare sorprese. I disagi alla circolazione non sono mancati, ma come sempre in questi casi è il mondo agricolo a contare i danni dopo il tremendo periodo della siccità. I tecnici di Coldiretti Veneto hanno effettuato sopralluoghi per una prima stima. Preoccupazione per i frutteti in fiore, in particolare i ciliegi. Tra le fioriture in campo anche la colza diffusa tra i seminativi e in pieno periodo vegetativo. Le raffiche di vento e le grandinate hanno interessato le serre di ortaggi che proteggono fragole e altre primizie. Gli agricoltori, ancora una volta, devono fare i conti con i cambiamenti climatici, commenta Coldiretti Veneto, talmente imprevedibili che nessuna polizza può garantire la copertura. Nonostante gli investimenti intrapresi dalle aziende agricole per evitare i danni del maltempo, nulla si può di fronte alle calamità atmosferiche che mettono a repentaglio il bilancio degli imprenditori, già compromesso dai forti aumenti dei costi di produzione delle materie prime. È un maltempo che si è abbattuto in maniera importante anche in tutto il veneziano, raffiche di vento, abbassamento delle temperature.
Come da previsioni la giornata è iniziata con il sole, ma dal primo pomeriggio il maltempo si è abbattuto anche sul veneziano. A partire dalle 14:30 circa sono iniziate le prime piogge in diverse zone della provincia, in particolare sulla terraferma. Da Chioggia a Portogruaro, Eraclea, Noale, San Donà di Piave, Jesolo, la Riviera del Brenta. C'è stata qualche grandinata, ma gli interventi dei vigili del fuoco si sono resi necessari soprattutto per i danni provocati dalle forti raffiche di vento. Alberi caduti, coperture sollevate, cavi elettrici, cartelli stradali, ma non si sarebbero registrati particolari danni. A Chioggia 3 operai sono rimasti bloccati mentre lavoravano sul tetto di un edificio, ma i vigili del fuoco giunti sul posto li hanno messi in sicurezza. A Malamocco una nave si è trovata in difficoltà a causa del forte vento in canale, mentre davanti a Cavallino sono intervenuti l'elicottero, i sommozzatori, la motobarca e la capitaneria di porto per un'imbarcazione di circa 20 metri che stava imbarcando acqua. Gli occupanti sono stati recuperati e portati in salvo e così l'imbarcazione. Stando alle previsioni meteo, il maltempo non proseguirà a lungo, lasciando spazio a una domenica più calda e soleggiata. E adesso cambiamo completamente pagina, riflettori puntati sulla sicurezza perché sono stati intensificati i controlli di polizia, soprattutto controlli di case e capannoni. Il questore chiede una forte collaborazione da parte dei cittadini, dei residenti. Murare gli accessi e rendere inaccessibile la proprietà è la prima fase, quella più importante, quella fondamentale. Poi è chiaro che se vengono dotati anche di sistemi di videosorveglianza o da altri sistemi è sicuramente una cosa molto molto utile. Ma l'importante è impedire fisicamente che le persone possano entrare. Le raccomandazioni del questore di Vicenza ai proprietari di immobili non utilizzati nel territorio comunale affinché mettano in atto gli accorgimenti di difesa passiva e non vengano così occupati abusivamente da soggetti dediti alla criminalità. È lo sforzo che Paolo Sartori chiede ai cittadini per sostenere le azioni di polizia mirate per il controllo del territorio che sono state potenziate in questo periodo nell'ambito provinciale. Solitamente questi immobili vengono utilizzati per quali nascondiglio, quale rifugio per persone che non hanno titolo per permanere sul nostro territorio nazionale, ovvero anche per compiere o per occultare attività illecite. Proprio per questo motivo stiamo monitorando tutti quelli che vengono utilizzati a questo scopo e abbiamo già iniziato ad inviare, ho già iniziato anche nei giorni scorsi, ad inviare delle lettere di sollecito ai proprietari affinché adottino tutte quelle disposizioni di difesa passiva che sono previste dalla legge, che serve anche a tutelarli da eventuali responsabilità di carattere penale o civile. Solitamente la preferenza degli abusivi va alle aree abbandonate, isolate, di ampie dimensioni, dove è più facile sfuggire ad un controllo superficiale, ma le disposizioni impartite alle forze di polizia in questo periodo sono più capillari e meticolose. La città di Vicenza è stata mappata, evidenziando i punti critici. Gli ex magazzini sono quelli che stiamo monitorando, anche perché sono quelli che sono composti da edifici di maggiori dimensioni e quindi sono quelli che sono stati utilizzati e vengono utilizzati abitualmente a questi scopi, ma ve ne sono altri, sono tanti, sparsi un po' in tutto il territorio provinciale. E intanto in questi mesi che si sono accavallati tra pandemia e guerra in Ucraina, il settore che sta soffrendo particolarmente è quello del turismo. Sono numerose le disdette che arrivano soprattutto da cittadini americani e canadesi, e la conferma arriva proprio anche dalla regione Veneto. Il Veneto non riesce a far capire oltreoceano che non è coinvolto nella guerra tra Russia e Ucraina. Infatti continuano ad arrivare disdette da parte di americani e canadesi che avevano scelto la nostra regione per passare le vacanze nei prossimi mesi. La regione ammette il problema di comunicazione nonostante la costante presenza del Veneto in tutte le principali fiere turistiche del mondo. Comunicare meglio, e le informazioni purtroppo che girano tramite i social a volte sono distorsive, quindi il compito nostro, ovviamente come regione ma non solo, è quello di promuovere queste informazioni in maniera corretta e così cercare di attirare i turisti anche nei momenti di difficoltà. Questo tenendo conto che la pandemia ha causato perdite medie di fatturato intorno all'80% e che con le sanzioni solo a Pasqua l'assenza dei visitatori provenienti da Mosca si tradurrà in 20 milioni di mancati incassi per le strutture ricettive italiane.
I turisti russi sono considerati dei top spender al pari di americani e cinesi. Resta quindi il mercato interno, con tanti italiani che, al pari dello scorso anno, sceglieranno per le loro vacanze mete nazionali e quindi anche il Veneto, ma in una situazione di crisi diminuiranno i giorni e quindi anche gli introiti per le strutture turistiche. In questo scenario incerto uno stimolo positivo riguarda la ricezione fieristica, quella ad esempio del Vinitaly. La Fiera di Verona da questo punto di vista è sempre stata importante, anzi direi fondamentale, non solo per Verona ma per il Veneto. Ovviamente dopo un periodo difficile anche di chiusura delle fiere c'è molta attesa e quindi effettivamente non solo gli alberghi ma anche l'extra alberghiero risulta il tutto esaurito. Ed è un bel segnale non solo per Verona ma per tutte le città d'arte, che sono quelle che hanno sofferto di più in questi 2 anni di pandemia. E a proposito di pandemia, a soffrirne maggiormente sul lavoro sono soprattutto le donne, tanto che CGIL sta puntando la propria attenzione proprio sull'importanza delle pari opportunità. I 2 anni di pandemia hanno prodotto un elevato numero di dimissioni dal lavoro da parte delle donne trevigiane, con una rilevante differenza rispetto agli uomini. Se ne è parlato nel corso del convegno Parità e Opportunità, fortemente voluto dalla CGIL Treviso, per tornare a discutere di questo tema e volgerlo in positivo, ma anche esaminare da vicino l'ulteriore divario tra i 2 generi prodotto dallo stop forzato e dalla crisi. In provincia di Treviso, ad esempio, a fronte di un incremento medio nelle dimissioni che si sono registrate nel 2021, il 13% è stato l'incremento osservato per gli uomini contro un 20% dell'incremento delle dimissioni nel caso delle donne. Dati di cui prendere atto in un contesto generale che necessita, secondo il sindacato, di un cambio di prospettiva. La crescita, anche per quanto riguarda la donna, riguarda esclusivamente contratti a termine o contratti part-time e solo su settori specifici. Questo è il cambio culturale che noi vorremmo mettere in campo. Il tema dell'accesso al mondo del lavoro è legato ai servizi, quindi a quanti servizi le donne hanno, perché il lavoro di cura è ancora a carico soprattutto delle donne. Per quanto riguarda la contrattazione, noi possiamo trovare degli strumenti di flessibilità che permettano alle donne anche di gestire questo tipo di impegni, alle donne e agli uomini, perché la condivisione è un tema fondamentale delle nostre trattative sindacali. Un tema per la consigliera regionale del Partito Democratico Vanessa Camani, che deve essere prioritario nell'agenda della regione. Ad esempio il PNRR, le risorse che arriveranno dall'Europa tramite Roma in questa regione devono a nostro giudizio essere assolutamente reindirizzate in azioni ed interventi che impattino in maniera diretta anche sulla possibilità di accedere in maniera paritaria per le donne ad alcuni servizi e ad alcuni beni. Pensiamo che sia una possibilità che va colta e sarebbe gravissimo se la regione del Veneto non intuisse, non cogliesse questa opportunità. La bolletta di luce e gas arriva in ritardo, la spiegazione è semplice secondo i tecnici, manca la carta e ci sono problemi nella logistica dall'est Europa. Intanto però sono tante le segnalazioni che sono arrivate anche alla nostra redazione, da Enel Energia assicurano che non ci saranno rincari, non saranno applicati interessi appunto nel pagamento semmai in ritardo. Stiamo riscontrando dei ritardi nella consegna di alcune bollette che verranno escluse dall'addebito di interessi di mora nel caso di ritardato pagamento. Manca la carta e la bolletta non arriva. La segnalazione di diversi clienti di Enel Energia che ancora non avevano ricevuto la bolletta di luce o gas di febbraio-marzo trova conferma nell'avviso che la stessa azienda pubblica sul proprio sito. Abbiamo riscontrato dei ritardi nella stampa di alcune bollette emesse nel periodo 7-9 marzo, si legge. Il problema è dovuto alla criticità nell'ambito del settore cartario e ai ritardi della logistica dall'est Europa. Carenza di carta per buste e bollettini e difficoltà logistiche dunque. Enel Energia precisa che i ritardi nella consegna non andranno però a pesare con interessi di mora per i pagamenti effettuati nei 15 giorni successivi alla scadenza, così come verranno sospese le azioni di recupero del credito per lo stesso periodo. Per fortuna, sospira più di qualche pensionato che guarda con ansia la cassetta della posta in attesa della prossima stangata conseguente al caro energetico. Ma cosa sta succedendo all'industria della carta? Io posso pensare che ci possa essere qualche ritardo dovuto alla consegna di carta, perché evidentemente in questo momento i rialzi dei costi energetici delle materie prime stanno influendo sul costo. Il mercato è teso e le produzioni di carte grafiche da qualche anno in Italia e in Europa sono diminuite.
Però le notizie che io ho come settore è che nonostante la difficoltà, nonostante i costi molto alti, le aziende in Italia stanno lavorando e stanno rispettando i contratti e stanno facendo il massimo sforzo per rispettare i contratti. Per cui da questo punto di vista posso rispondere, diciamo che l'industria sta facendo tutto il possibile per mantenere gli standard produttivi. Senza dubbio il rincaro dei costi dell'energia sta influenzando la produzione di tutto il settore manifatturiero. Forse da una parte c'è un costo della carta molto importante e molto rilevante che deriva dai costi energetici, dall'altra c'è un settore, quello produttore di energia, che dovrebbe anche comprendere un po' qual è la situazione, insomma. Enel Energia comunica di aver implementato azioni volte ad evitare il riproporsi di tali ritardi ed è possibile attivare gratuitamente la bolletta web per riceverla via email. C'è una breve pausa e ci occuperemo, quando rientreremo, dei vari rincari che la gente sta riscontrando un po' su tutto, è il caso di dirlo, tra poco. Rieccoci in diretta, rincari che superano anche il 30% in alcune circostanze, dalla verdura al caffè, ai latticini, e siamo stati in centro a Vicenza per chiedere alle persone proprio dove soprattutto hanno riscontrato l'aumento dei prezzi nei generi alimentari. C'è qualche rincaro, sì. Quali prodotti? No. I prodotti sono i formaggi, i latticini, ecco, e le farine, le paste, le farine, ecco. Rincari che avete notato di quanto? Di un 10, 20, 30%? Un 25-30%. Io ho trovato anche su prodotti semplici come possono essere le patate o le cipolle o le zucchine, vabbè, magari non siamo in stagione, però comunque le ho trovate, ai finocchi, trovati molto costosi, cioè rispetto a prima, diciamo, ecco, per non parlare di altre cose come il caffè. La frutta e la verdura è aumentata, comunque è aumentato tutto, partendo dalla benzina. No, io sono in pensione, quindi non ho figli da mantenere, ma quelli che hanno figli da mantenere è un bel problema. Sul caffè parecchio, sul caffè, e sulla verdura anche. I detersivi, per esempio, anche quelli sono rincarati parecchio, è un problema. Ma anche i fiori, le piante, tutte le cose più semplici. Pane, latte, tutto quanto, poco o tanto che sia. Ecco, quindi speriamo in bene, perché qua la vedo nera. Cos'è che è aumentato di più? Tutto, frutta, verdura, tutto. Frutta e verdura di quanto? Allora, se prima pagavo 4,80, adesso andiamo a 5,20, poi dipende dal tipo di verdura che lei vuole comprare. Io faccio anche conto rispetto all'anno scorso, la stagione passata, è rincarato tutto. Poi c'è chi rincara e chi non rincara, e lì c'è da farsi un punto di domanda. E ad aumentare in queste settimane è anche uno dei simboli gastronomici della Pasqua, la colomba, il dolce caratteristico proprio della Pasqua. Oltre al rincaro ci si mette pure l'aumento del costo della carta e praticamente l'olio di girasole che risulta introvabile. La guerra e relativa crisi delle materie prime ha rischiato di far sparire le colombe dagli scaffali. Ne sanno qualcosa a Castelfranco, dove da oltre mezzo secolo sfornano uno dei simboli del pranzo pasquale. Sorride infatti Luca Fraccaro, perché anche quest'anno, nonostante le difficoltà, le commesse sono state onorate. Adesso ormai fra poco saremo al clou, arriverà Pasqua, quindi direi bene. Quello che ovviamente invece non va bene è il discorso del reperimento e costi materie prime e prodotti di imballaggio, perché ovviamente quelli, come sappiamo tutti, stiamo vivendo un grosso problema. Cos'è che manca di più?
Il cartone sicuramente è uno di quei prodotti che si fa fatica a reperire, il cartone. Poi l'olio di girasole è un altro di quegli ingredienti che ovviamente questo sarà duro averlo, perché sappiamo che il maggior produttore purtroppo adesso sta subendo la guerra, per cui è un problema grande. Per poi andare avanti con altre tipologie di ingredienti anche se si fa fatica, per non contare ovviamente il discorso dei prezzi, perché sono aumentati, siamo arrivati ad avere anche 300% di aumento su alcune materie prime. Percorso in salita quindi per riuscire a sfornare i prodotti cercando di mantenere i prezzi, considerando l'inevitabile diminuzione di potere d'acquisto delle famiglie e però anche le inevitabili speculazioni. Non dimentichiamoci che in questi momenti qua purtroppo, ahimè, il mercato gode anche di speculazioni, quindi magari sono degli aumenti imposti ma che non sono tanto reali. E se da una parte Luca Fraccaro ha tirato un sospiro di sollievo per la produzione pasquale, dall'altra è già preoccupato per i prossimi mesi. Adesso vedremo, perché è passata Pasqua, lì vedremo la verità, perché è passata Pasqua ovviamente si vivrà col discorso del prodotto continuativo e lì sarà da capire effettivamente come sarà il mercato. Insomma, in una battuta, nonostante la guerra, la colomba della pace c'è quest'anno. Sì, per noi c'è la colomba della pace e speriamo che magari, non lo so, che qualcosa di buono possa portare, ecco, almeno qualcosa di buono e di dolce. È una chiesa gremita a Santa Bona, Treviso, per i funerali di Giovanni Busnello. Nel 1985, pensate, acconsentì a donare il cuore del figlio per il primo trapianto in Italia. Un uomo profondamente giusto, così lo ricordano. La chiesa di Santa Bona era gremita di amici per l'ultimo saluto a Giovanni Busnello, morto in pochi mesi a 87 anni a causa di una leucemia fulminante. A celebrare la messa Don Federico Testa, che conosceva molto bene Giovanni. Era un uomo profondo, onesto e umile. A rendergli omaggio il sindaco Mario Conte, l'assessore comunale al bilancio Cristian Schiavon, il direttore dell'ASL 2 Francesco Benazzi, i figli Eleonora ed Enrico, le nipoti Francesca e Chiara, gli ex colleghi sindacalisti della CISL, dove ha lavorato a lungo, e i rappresentanti di AIDO e ADVAR. Molti ricorderanno la scelta di donare il cuore del loro figlio, giovanissimo Francesco, ma lo vissero come un gesto di carità nel Signore, dare vita a qualcun altro. Era il 1985 quando Giovanni con la moglie Marina acconsentirono all'espianto del cuore del figlio Francesco, deceduto appena 18enne in seguito ad un incidente con la moto. Un gesto d'amore che cambiò la storia della medicina. Tanti hanno voluto dirmi in questi giorni che era una brava persona. Caro Giovanni, ci mancherai, riconoscenti per ciò che sei stato e perché sei stato testimone nelle mani di Dio, ti diciamo arrivederci e preghiamo che tutto il bene seminato fiorisca con la grazia di Dio come una primavera. Noi ci separiamo per una breve pausa, tra pochissimo. Focus TG, rieccoci in studio, andiamo a Vicenza. Perché? Perché il caro dei generi alimentari e delle materie prime soprattutto sta mettendo in forte difficoltà anche le mense scolastiche. Vediamo. Ennesima tegola sulla scuola che stavolta si abbatte sulle mense comunali, nide materne, ma che riguarda anche le ditte esterne che si occupano dei pasti per le elementari, in difficoltà per i rincari dei beni alimentari, specie pollo, uova, tacchino, e per la difficoltà di approvvigionamento di alcuni alimenti sul mercato. SOS che arriva dall'amministrazione comunale. C'è un po' di preoccupazione, grande difficoltà a reperire alcuni beni di prima necessità come carne di pollo, come uova, che fanno parte del menù dei bambini piccoli. Ricordo che il menù viene fatto essenzialmente dall'ULSS in accordo con noi per calibrare quelle che sono le necessità di bambini in crescita. D'altra parte o non troviamo i beni di prima necessità oppure hanno costi eccessivi, esagerati, che ci stanno dando pensiero e ci stanno mettendo in difficoltà.
Previsto a breve un vertice con l'ULSS per valutare menù alternativi proprio alla luce di questa emergenza. Da 2 anni siamo in emergenza, questa è l'ennesima tegola che piove sulle scuole, su quella che è l'organizzazione. L'obiettivo finale comunque è quello di non gravare sulle famiglie, di tenere duro, di trovare delle soluzioni. Adesso andremo anche a confronto con gli esperti dietisti e vedere che cosa possiamo fare anche per ovviare a qualche difficoltà di reperimento. Difficoltà che almeno fino a giugno non graveranno sulle famiglie, tariffe che saranno invariate, la promessa dell'amministrazione che punta al mantenimento del servizio di qualità. Al momento è l'amministrazione che, come durante la pandemia, si fa carico e cerca di trovare le soluzioni più opportune per quanto riguarda l'utenza, che sono il bene primario. I bambini devono avere tutto quello che necessitano, poi massima attenzione alle famiglie che non devono trovarsi con ulteriori rincari in un momento che è già molto pesante a livello generale, basti pensare alle bollette. Terza questione è cercare in qualche modo di far fronte. Protagonisti sono i ragazzini e le ragazzine delle scuole medie adesso di Fontaniva al lavoro per piantumare gli alberelli che creeranno il bosco di pianura. Nasce a Fontaniva il Bosco di Pianura, che vede coinvolti anche i ragazzini delle scuole medie e impegnati per l'intera mattinata a piantare parte degli oltre 8.000 alberelli di specie autoctone in 7 ettari di terreno per un progetto cofinanziato dalla Regione Veneto che vede in prima linea il Comune. Questa diventerà una food forest, quindi un'oasi di biodiversità sia vegetale che poi a sua volta attirerà anche diverse specie animali per arricchire appunto la biodiversità di Fontaniva, ma non solo, perché darà beneficio a tutto l'ecosistema dell'asta del Brenta. Sì, è la mia prima pianta. Com'è stato? È bellissimo. Sì, per te? Anche per me è stata la mia prima pianta, è stato bellissimo. Cos'è che vi piace, che vi è piaciuto? Cioè, il lavoro di coppia. È bello lavorare insieme. Perché l'avete protetto? Perché se no con roditori o alcuni animali avrebbero potuto morire o essere mangiato. Come amministrazione li ringraziamo per il loro impegno, perché riteniamo che ogni piccolo gesto in realtà poi sommato a tutti gli altri piccoli gesti che loro stanno compiendo oggi danno origine a un grande risultato. Sono il futuro di Fontaniva e quindi cerchiamo di instillare loro la sensibilità verso la cura del verde e la cura verso la natura. Con mio nonno ho già imparato e quindi è stato facile per me. Che emozione ti dà piantare un albero? Mi sento orgoglioso. Una bella sensazione, perché è anche bello fare questa cosa, perché poi vivi col sapere che questo ha dato una mano a creare qualcosa di nuovo e penso sia una sensazione veramente bella. Io ho una sensazione di orgoglio perché sono orgogliosa di me stessa che sono riuscita a piantare un albero che un giorno una persona potrà rilassarsi sotto la sua ombra, quindi una sensazione di orgoglio. Piantare un albero per me mi fa rendere felice e contento, mi sento benissimo. Beh, è palpabile davvero l'entusiasmo di questi ragazzini, queste ragazzine che abbiamo incontrato proprio in questa giornata splendida. E tra l'altro continuiamo a parlare di piante e sole perché con questa bella giornata in tantissimi, lo state vedendo dalle immagini, hanno partecipato e stanno partecipando a questa seconda giornata di Rara Pianta, la mostra a mercato floro-vivaistica tornata dopo 2 anni di stop causa pandemia ai giardini Parolini di Bassano. Una settantina gli stand espositivi provenienti da mezza Italia, disponibili rarità, piante verdi in fiore unici, introvabili, antiche. C'è chi ha approfittato della manifestazione per immergersi letteralmente nella bellezza della natura, chi ha acquistato degli alberelli da frutto, erbe aromatiche e aperte le storiche serre, le abbiamo viste poco fa anche del botanico Alberto Parolini. Che davvero hanno attratto il pubblico, spazio alla lettura di brani, spazio alla pittura, all'arte e un angolo interamente dedicato alla solidarietà con la raccolta fondi per i bambini dell'Ucraina allo stand della Pro Bassano, a chi ha donato un contributo. State vedendo questa ragazzina appunto vestita col costume classico tipico dell'Ucraina, a chi ha donato appunto più di 5 euro è stato donato un
un fiore, una rosa realizzata dalle figuranti di Arti per Via. Insomma, un tripudio di colore e soprattutto un tripudio di bellezza con Dirana Pianta che ricordiamo si svolge anche per tutto il pomeriggio e chiuderà i battenti alle 19. Quindi per chi non c'è ancora stato, a Bassano del Grappa al Giardino Parolini è un'occasione davvero per immergersi nel verde e nella bellezza della natura. A Vicenza invece la comunità dei Sikh ha festeggiato la sua festa religiosa più importante. Vicenza è inondata da suoni, colori, profumi indiani. La comunità dei Sikh oggi è in festa. Circa 200 persone arrivate da tutta Italia si sono radunate a San Lazzaro per dare vita ad una processione religiosa che si diretta verso il centro storico. Oggi c'è una festa che facciamo il nostro libro sacro che gira nella via della città, si chiama Nagar Kirtan. Allora tutti i fedeli Sikh corrono dietro il palco dove c'è la guru, ci sono davanti 5 persone che si chiama 5 Panj Pyare. Allora così va nella città come un rispetto, come un re. Quando va nella città allora la pubblica viene a salutare. 13 aprile 1699, nato mia religione, mio Dio Guru Gobind Singh, nato turbante dalle 5 simboli. I simboli che contraddistinguono i Sikh sono i capelli non tagliati coperti dai turbanti, il pettine di legno, il pugnale, il braccialetto metallico e un particolare indumento intimo. La comunità molto nutrita nel Vicentino, occupata principalmente nel settore della concia, festeggia anche il ritorno delle cerimonie in pubblico dopo 2 anni di lockdown dovuto alla pandemia. Noi troviamo bene sempre in Veneto che il governo Italia tira avanti a noi anche quando le nostre feste dà permesso. Per fortuna che dopo 2 anni Italia è ripartito, anche le nostre feste sono ripartite. A Vicenza sono quasi, oggi vengono quasi 5.000, anche di più. Comunque in tutto il Veneto sono più di 10.000 indiani che anche sono sikhismi, anche sono di altre religioni che qua vengono quasi tutti oggi. Il nostro paese è Punjab perché maggior parte dei Sikh abitano nella regione di Punjab. Nell'occasione la comunità ha voluto ribadire anche l'intenzione di indire un referendum per chiedere l'indipendenza del Punjab. A precedere il corteo una polizia rituale della strada per far largo al baldacchino fiorito, scortato da spade e lance, che ospita l'Adi, il libro sacro Sikh. Noi crediamo libro sacro e che per noi è un guru vivente e crediamo alla parola, non crediamo alla persona. Allora parola che ti puoi giungere al Dio. Quando si dice che lo sport non ha età, il pallone in questo caso, il simbolo è Sergio Penso che tutti sabato mattina scende in campo. Vediamo. La sua è una bella storia di passione per lo sport e per il calcio, un esempio di impegno e entusiasmo da imitare anche per tanti ragazzi. Sergio Penso è un calciatore da record, fa parte ed è tesserato per l'associazione sportiva Veterani Serenissima di Venezia. Ha compiuto 80 anni lo scorso 3 aprile e continua a giocare. E non si pensi al calcetto o a un campo ristretto. Sergio governa il centrocampo in un campo regolamentare. Siamo andati a trovarlo al campo sportivo Jacopo Reggio delle Terre Perse, a Lido di Venezia, un sabato mattina. Una volta quando vediamo Putei ti da pensare, quando vediamo Putei, gli altri, adesso che tennis, pallavolo, pattinaggio, un sacco di sport a Lido, no? Negli anni 55 che ero a Lido, che sei dal 51 che stavo a Lido, quando andavamo a casa da elementari, buttavamo la cartella. Andavamo a giocare al calcio e torniamo a casa alle 7 della sera, senza fare merenda, perché chi anni non era merenda. Adesso che c'è merenda, le patatine, che robette ha. E torniamo a casa alle 7 della sera e troviamo a mangiare qualcosa. Ecco, dopo questo qua, ho fatto il militare 2 anni a Bordo Vespucci, da Puaretto, no? Ho fatto che ho avuto delle esperienze enormi, ho giocato a Nettuno diversi anni. Dopo sono andato alla CTV e dalla CTV ho portato i battelli della CTV e sono andato in pensione. Ho sempre continuato a giocare, molto probabilmente sono anche fortunato. Tra l'altro, oltre a passione per il calcio che ho, no, tuttora adesso, nonostante l'età, sono fortunato che non subisco infortuni, no. Adesso qua siamo 80 anni, spero di andare avanti ancora qualche altro annetto. Svelato il segreto di una forma così invidiabile, sentiamo il presidente dando appuntamento a tutti alla prossima partita.
Noi ci ritroviamo anche ogni tanto a fare delle manifestazioni amichevoli anche con paesi stranieri come Austria e Croazia e con chi ha piacere di giocare con noi, soprattutto per stare insieme in amicizia e convivialità. E Sergio fa parte di uno di noi, siamo onorati di avere Sergio nella nostra squadra. Caspita, davvero una forza della natura. Siamo in chiusura, alle 21:15 ricordo il grande cinema, non perdete il film Il giorno della luna nera con Tommy Lee Jones e Linda Hamilton. E per noi è davvero tutto, l'informazione torna questa sera in diretta 18:50 TG Bassano, 19:15 TG Vicenza e vi auguro una buona domenica pomeriggio, arrivederci.